10% va a costare alberi, il 90% va a pagare i forestali che devono piantare gli alberi, è evidente che non è un investimento. E così o non è così? Penso che chiunque di voi possa consentire rispetto a questa mia analisi. Allora forse l'unico modo per ottenere questi soldi sarà di dire li destiniamo tutti allo svolgimento del servizio pubblico, regionale. Quantomeno ci togliamo un po' di zavorra da sopra le spalle, ma con 1000 piccoli, 1000, che sono 999, non li accetto io, che non si potrà mai più fare un solo precario nella regione siciliana, che non si potrà mai più stabilizzare qualcuno che passa da qualche gabinetto di assessore, che non si potranno fare più cose di questo genere. Allora, siccome il mondo è cambiato e bisogna che noi siciliani ci rendiamo conto con tutta evidenza che è cambiato e che il cosiddetto ombrello che abbiamo sulla testa, che terrestre dall'autonomia siciliana, A, non l'abbiamo più saputo utilizzare almeno da una trentina d'anni a questa parte. B, quando l'abbiamo utilizzato malissimo. Io ricordo 1000 dibattiti sul significato del verbo recepire. Qua il professore Pierluigi Manda ci ricorda che la Sicilia è stata la prima a fare la legge sull'elezione diretta dei sindaci. Bene. Bisogna ricordare al professore Manda un'altra iniziativa di cui abbiamo utilizzato le nostre prerogative statutarie, anticipando quante sono? Un altro. Bravo, la legge non sei preparatissimo, non sono visitato, come lo piace. E voi pensate che negli ultimi 30 anni solo 2 volte si è potuto utilizzare questo strumento essenziale dell'autonomia siciliana? O che quindi siamo stati più contrari della legislazione statale che poi abbiamo recepito in qualunque settore, in qualunque campo? Domanda, abbiamo utilizzato bene le nostre prerogative statutarie, la nostra autonomia speciale? No, che non l'abbiamo utilizzata bene. L'autonomia siciliana è stata tradita, lo statuto è stato abbandonato. Questa è la verità. Ben altri tempi del cosiddetto decennio d'oro della Sicilia, quando queste cose si facevano giornalmente, parlo dei tempi degli Alessi, del Restivo, della Loggia, ma anche dall'altro lato, dei Minasco, dei Macaluso, dei Chiaramonte, dei Macaluso, di tutti coloro i quali hanno fatto la storia di quel decennio della Sicilia. E dopo, come l'abbiamo utilizzata questa? Sì, no. Diciamo agli anni 80, o poco più, ancora, dopo, niente più. Prego. Ma proprio perché penso a te, non perché so quello che hai fatto e quindi non ti posso accomunare nella maniera più assoluta con quello che è successo dopo. Noi abbiamo 2 cancri in Sicilia, uno è la mafia, e non faremo mai abbastanza per riuscire a sconfiggere questo cancro mortale. Il secondo è la cattiva amministrazione, che io vorrei anche chiamare cattiva coscienza, irresponsabilità assoluta. E allora, nonostante il mio recente pessimismo,